Allora, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo qui il signor... io sono il signor Gandhi. Come? Gandhi. Gandhi come... Come il famoso Gandhi. Quello famoso. Quello famoso, non sa nemmeno chi. Allora, il signor Gandhi ha una chitarra. Sì, io sono un cantante indie. Ah, E okay. Si vede un po' Ecco. dall'abbigliamento. Che poi descriviamo per chi ci ascolta in radio. Ecco, Chitarra, capelli lunghi, occhialini, un po' anche alla Occhialini moda. indiani. E asciugamano Ecco. sul collo, come Sì. un pugile. Come mai? Perché sudo, che cavolo. Che domanda è? La risposta è- Allora, mi hai detto, devo fare la nuova canzone italiana in versione indie, perché Indie. moderna, perché vengo Ok. dall'India anche. Lei viene dall'India? Guarda. Ma indie vuol dire indipendente, non vuol dire indiano. Lo Ma come? sapeva? Non lo sapeva? Quindi come? lei ha portato una canzone indiana? Io ho portato la canzone indiana, ho portato. Oh, è bravo, sa suonare. Lui chi è? Oh. È un vigile che mi ha multato perché mi lavo in piscina comunale, perché non ho il bagno in casa mia e per andare a un colloquio di lavoro mi sono fatto la barba con il cloro per evitare di puzzare come l'amianto del mio appartamento. L'amianto in appartamento. Respiro amianto. Questo è il ritornello. Mi viene un cancro. Lo smaltimento in un fossato. Il cantiere che vedevo a 15 anni è sempre lo stesso. Ora ne ho 29 ed è sempre tutto fermo lì. Ovvio. Ed è tutto fermo lì. Non ho una casa, non ho un lavoro, vendo collane, al compro oro, solo così posso mangiare. Vita indecente, banche fallite, emigrazione, da qui ci scappo con il moscone, vado in Australia o a Bibione. Con il moscone non ho l'amore né religione, vivo una vita color marrone, carabiniere unica opzione. Italianamente. Ed era il signor Gandhi. Grazie. Boato! Grazie. Allora, io spero che questa è una prova. Prossima settimana. Questa è una prova di una cover che devo fare con temi di attualità. Lei parla in napoletano e canta non in napoletano. Come Canta in non è italiano. vero? Lei ha cantato in italiano, non in napoletano. Ah, non però. me ne sono accorto. Ma lei non si è mai ascoltato, papà? Non mi sono mai ascoltato. Un cantautore non deve mai ascoltarsi. Vabbè, Bene, lei è grazie. cantautore di mestiere? No, Cos'è lei? scusi? fornaio. Vabbè, fornaio. ovviamente Però mi diletto nessuno con la fa il musica. cantautore di mestiere Va bene. realmente. Grazie signor Gandhi e noi Spero torniamo... che funzioni. Perché mi Buonanotte. devo interrompere? A tra poco, Chiastronse Live Show! Everybody just relax.